Centro Anch'io, Centro Anch'io. Bentrovati amici, oggi siamo in via Trieste, pronti per raccontarvi il palazzo martinengo cesaresco dell'Aquilone. Centro Anch'io. Questo palazzo, che attualmente è la sede dell'Università Cattolica di Brescia, nacque come ristrutturazione di un precedente palazzo di Cesare Martinengo. Fu il conte Giorgio Martinengo nel 1557 a chiedere all'architetto Ludovico Beretta, già famoso in città per i portici dell'orologio in Piazza Loggia, di progettare la risistemazione del palazzo in stile rinascimentale. Nel 1562 giunse a Brescia Andrea Palladio, venuto in città per dare una consulenza sul palazzo della Loggia, e probabilmente diede a Beretta qualche suggerimento su come costruire l'atrio del nuovo palazzo. Nel 1885 il conte Francesco Martinengo Cesaresco vendette l'intero palazzo alla Società di Santa Brigida dei Padri di Famiglia, che agiva per conto dei padri gesuiti e che destinò gli ambienti ad uso scolastico. Recenti scavi hanno rinvenuto al di sotto del palazzo strutture murarie romane, una domus e l'ipocausto di un impianto termale risalenti a circa 2000 anni fa. Guardate me, ti raga al col, a tra poco. Centro Anch'io. Via Trieste, amici, è trafficatissima. Siamo entrati allora nell'atrio qui dell'Università Cattolica per rilanciarvi il detto di oggi, che è molto breve, stringato. Ti raga al col, usciamo. Poi lei la signora? Anna. Anna, e lei? Tino, Tino ed Anna, che bello. Quanti anni siete sposati? 50 il mese prossimo. Auguri! Che bello, auguroni! Vi festeggiate con noi di Teletutto allora, dai, in questo piccolo momento. Di dove siete, signor Tino? Piano. Non piano. Ah, Monpiano, avevo capito Pompiano. Ti raga al col, che significa? Tirare il collo alla gallina. Le galline? Solo alle galline? No, a te ci puoi tirare. Tirare al col. A lei è capitato mai di tirare al collo una galina? Mia mamma la fa la polatina in via Milano. Cioè, mia mamma è una faini che dalle polerie in via Milano tirava al col. Era proprio il suo lavoro. Sì, i miei problemi. Allora, 4 amici a spasso, non al bar come cantava Gino Paoli, ma a spasso. 3 fuggiti, Roberto si ferma. Bravo Roberto. Perché scappano i tuoi amici? Perché non lo so. Non è che hanno addosso roba che non si può portare a spasso. Ma va. Roberto, tu che fai di bello? Studio. Vabbè. Ah. Sì, studi? Sì, studio. Dai, che studi? Informatica. Bene, Roberto, studente di informatica. Qua c'è poco computer e tanto dialetto. Ti raga al col, Roberto. Ti raga al col? A chi? Non lo so. Magari la nonna l'hai mai vista tirare il collo alla gallina? No. Vito, guarda qua, sportivo, giochiamo a golf in centro. Faccio il barman, però purtroppo adesso non mi fanno più lavorare perché sono troppo anziano per il lavoro e troppo giovane per la pensione. Insomma, pure qui a Brescia, in qualche piazza sulle strade, le buche per giocare a golf le trovi in quadra qua, eh? Sì, ragazzi. Puoi giocare a golf. Anche delle belle bise da gambe. Vabbè, Vito fa il bravo. Vito da Buffalora. Ti raga al col, che significa? Coppa alla gallina, ti raga il collo al conese. A te non è mai capitato perché sei vegetariano. No, ho messo carnivoro e l'ho fatto con la mia mamma. Siamo in campagna che tiravamo il collo, sia il coppa conese e il collo alla gallina nostra. Ok, prendere qualcuno per il collo e tirarglielo. Speriamo noi, eh. No, assolutamente. Magari una gallina così. Anche quello. Anche a uno che ti fa venire la rabbia, le tiri il collo. In questo momento lei non vorrebbe tirare il collo a nessuno. Oh, lei è troppo bello. Non posso tirare il collo. No, non tiro il collo a nessuno. Giuseppe, lei di Brescia? Sono nato a Brescia, abitato sul lago e adesso sono ritornato a Brescia. Lago di Gar? Di lago in Italia che ne giro appena. Lago di Garda. Mi dispiace perché è diesel. Eppure per quelli di Idro. Tirargli il collo. A chi? Tirare il collo. A chi? Ma che ne so? A chi lo tireresti tu sto collo? A nessuno. Chiudiamo questa nostra puntata nel cortile di Palazzo Martinengo cesaresco dell'Aquilone. Bene, allora ti raga al col. Se pensiamo alla povera gallina, la fine è inevitabile, ti raga al col. Ma in senso metaforico anche chiuderla lì, dai, finiamola questa cosa, ti romega al col.
Grazie per essere stati in nostra compagnia, al prossimo appuntamento, ciao!